giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato all'informazione relativa a questo periodo così particolare, emergenza coronavirus. Passo dopo passo si sta cercando di uscire da questo momento difficile. Ieri, il 4 maggio, è iniziata la fase 2, quella che finirà proprio nella storia come la fase 2 in merito a questa emergenza coronavirus. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha illustrato punto per punto anche l'ordinanza, la nuova ordinanza regionale, e ha spiegato nello specifico come ci si potrà comportare. Sentiamo. In questa settimana, 10 giorni, ci giochiamo il futuro, nel senso che voglio ricordare che se avessimo, grazie Carlo, se avessimo una recrudescenza importante di reinfezione, quindi di casi positivi, ma meglio ancora di aumento di ricoveri e terapie intensive, capite che non possiamo che ricorrere a misure restrittive, perché non possiamo ripensare di avere un contagio totale. In 10 giorni si capirà il futuro del Veneto e dei veneti. Alle prese con la fase 2, la curva epidemiologica, c'è da credere, non perdonerà eventuali passi falsi. Zaia parla di un banco di prove importante davanti a quello che nei fatti è un liberi tutti. Oggi le motivazioni per uscire di casa sono tante e talmente variegate che chiunque può uscire di casa. Quindi vuol dire che di fatto veramente è liberi tutti. Liberi tutti, che però ha regole ben precise. Su tutto è l'obbligo di mascherina per chi esce di casa, con la Regione impegnata ad attuare il piano di biosorveglianza per isolare eventuali focolai. Nel piano di biosorveglianza, che è molto complesso e che ci ha qualificato fin dai primi giorni del 21 febbraio, noi monitoriamo anche la presenza del minimo focolaio. Noi abbiamo la mappa del Veneto proprio in maniera digitale e vediamo i puntini. Mappa digitale in costante aggiornamento, e che è altra cosa, va detto, dall'app Immuni. Insomma, il monitoraggio prosegue, così come la politica di graduale allentamento, con le specifiche della nuova ordinanza diramata nel pomeriggio, che riguarda la sanificazione delle mense e lo sport, con apertura al motociclismo e al tiro a segno. Per esempio, sono ammessi gli acquisti fuori dal comune di residenza e gli spostamenti nello stesso mezzo con i conviventi, magari per la visita ai congiunti. Tassativo l'uso della mascherina, a eccezione dell'attività sportiva individuale. L'obbligo è chiaro, ma non giustifica la giungla, come nel caso del 65enne picchiato a Venezia dopo aver rimproverato un uomo che era in giro senza mascherina e finito per questo al pronto soccorso. Questo signore vede delle persone, invita una di queste persone a indossare la mascherina e l'ha legnato. È andato al pronto soccorso, aveva roba di un'ora fa. Capite? Non può funzionare così. Dobbiamo essere comunità. Anzi, io sarei tentato di dire, se vedete qualcuno senza mascherina, magari in maniera cortese fate segno, però capisco che se la risposta è che prendi le legnate, vuol dire che qualcosa non funziona. Inevitabile poi il riferimento ai sondaggi nazionali che danno il governatore guadagnare punti nel gradimento dei cittadini. Insomma, uno Zaia futuro premier. Sogno o realtà, chiede una giornalista. È un incubo, che è una roba diversa. E intanto allo studio del governo ci sono le aperture differenziate proprio in merito adesso alla nostra regione, la regione Veneto, sia per negozi sia per attività alla persona, parrucchieri, estetiste e quant'altro. Cercheremo di fare in modo che tutto quello che si può aprire venga aperto nel più breve tempo possibile. Ovviamente in una logica di ragionevole sicurezza che serve a tutti. L'obiettivo del governo è quello di accelerare le aperture e farlo accanto alle regioni. Questa è la rassicurazione che arriva dal Viminale nel primo giorno della fase 2. Insomma, soluzioni differenziate per i singoli territori a seconda delle rispettive curve epidemiologiche. Se una regione, posso immaginare la nostra, sta sotto quella soglia, verrà data la possibilità, d'accordo con il governo, perché i presidenti di regione vanno aiutati in queste scelte, non abbandonati, non si tratta di scaricare niente addosso a Zaia, ma con il governo Zaia potrà anche ben prima del 1° giugno, che era stata una data buttata là per i ristoratori e i parrucchieri,
poter arrivare invece a delle aperture. Nei giorni delle grandi proteste e dei flash mob che percorrono il Veneto in lungo e in largo, le parole di Variati hanno un peso specifico, così come le rassicurazioni in vista dell'approvazione del nuovo decreto maggio. Ciò che si dice di dare ai cittadini deve arrivare nelle tasche dei cittadini. Non può e non deve esserci né burocrazia dello Stato né burocrazia da parte delle banche. E quindi nel decreto ci saranno anche degli accorgimenti proprio perché dobbiamo rimediare a quel meccanismo che si è inceppato. Altro capitolo i controlli con la nota del Viminale che ha chiesto alle prefetture di essere elastiche nel condurre i cittadini in questa fase 2. Con grande equilibrio, con grande sobrietà, se mi consente con grande amore verso i cittadini che stanno attraversando uno dei momenti più difficili che la nostra storia abbia mai avuto. Ieri dicevamo dunque 4 maggio l'avvio di questa fase 2 e tanta gente ha deciso di uscire, ha pensato di uscire. Allora siamo andati a Padova a vedere la situazione com'è stata. Lunedì 4 maggio, mezzogiorno circa, siamo alla Stanga, uno degli incroci più trafficati solitamente della città. In effetti oggi ha riaperto una parte di Padova e il traffico è certamente aumentato anche in questa zona, non a livelli ovviamente delle ore di punta del periodo pre-Covid, ma comunque certamente molto più traffico. Abbiamo fatto un po' un viaggio anche per la città per capire dove siano le zone in cui davvero si vede un aumento del traffico sia delle auto che delle persone a piedi. Venite con noi che andiamo a vedere. Lunedì 4 maggio, giornata storica nella lotta al coronavirus. Anche a Padova si apre la fase 2 e si vede in centro storico meno gente con lo sguardo fisso e la camminata veloce, tipica fino alla settimana scorsa di chi usciva di casa solo per motivi di urgenza. Ora molti sono a passeggio, aria più rilassata e passo più lento. Però la regola di indossare mascherine e guanti è rispettata, pur con qualche eccezione che non è certo giustificata. Non ci sono assembramenti, al massimo 2 chiacchiere a distanza in Piazza delle Erbe, dove il mercato resta ovviamente aperto con le sue regole e la gente ordinata. In Prato della Valle altre bancarelle, ordine e gente in fila d'attesa del proprio turno. Per il resto padovani a passeggio, più giovani del solito, ma in Prato è uno spazio talmente grande che gli assembramenti sono quasi impossibili. Un punto delicato e potenzialmente pericoloso è quello dell'argine del Bassanello. Lungo lo scaricatore nei giorni precedenti al lockdown era stato un disastro. Ora situazione opposta, c'è chi cammina e corre, chi va in bicicletta, ma nessun senso di angoscia o di timore. Distanze rispettate, mascherine d'ordinanza, voglia di normalità. Correrà anche o solo a passeggio? No, un po' di corsa sì. Sa che si può togliere la mascherina finché corre. Adesso aspettavo di togliermi dall'inizio. Giro in bici sull'argine? Il primo dopo 2 mesi. Emozionato? Insomma, c'è una bella aria pulita. La mascherina in bicicletta stranamente non dà nessun fastidio. Io poi l'ho portata per 48 anni la mascherina, quindi Faceva il medico. penso di poterla portare ancora per un po'. In realtà c'è chi preferisce usare la mascherina anche correndo. Lo ricordiamo, non è obbligatorio, basta alzarla quando dal passo di corsa si scende alla camminata. Però la prudenza e il desiderio di evitare gli assembramenti è sempre apprezzabile. In tangenziale intanto traffico molto più intenso, addirittura qualche coda, specie in prossimità dei lavori di via Vigo Novese. Certo, il vero test ci sarà nel fine settimana, ma intanto padovani promossi a pieni voti. Siamo stati sull'argine, ma adesso vogliamo andare anche a vedere com'è la situazione nei parchi che sono stati riaperti. Abbiamo approfittato dopo qualche giorno. Sì, è l'unica maniera per stare bene. Il cemento fa male. Beh, certamente, è chiaro, fare una bella camminata, una bella passeggiata, stare un po' all'aperto. Beh, soprattutto per i bambini ovviamente, certamente. Riaprono i parchi, qui siamo al Parco Iris, uno dei polmoni verdi della Città del Santo. Già dalla mattina i cittadini hanno voluto tornare in quei luoghi che da quasi 2 mesi erano chiusi, aperti, con delle limitazioni però. Padova sono più di 100 eventi, quelli aperti cosa si può fare? Ovviamente si può camminare, fare attività motoria, fare attività sportiva, mantenendo la distanza di sicurezza che per attività sportive è di 2 metri, per l'attività motoria è di 1 metro. Mascherina, sempre portare la mascherina, divieto di assembramento, divieto di attività ludico-ricreative
e soprattutto quello che ci ha detto il governo in maniera molto specifica è che non possono essere usati i giochi per i bambini. I bambini però non possono giocare con le giostrine del parco, come vedete sono sigillate da un nastro bianco e rosso. Le giostrine per i più piccoli non possono essere utilizzate e i bimbi non possono nemmeno giocare tra loro creando assembramenti. Si aprono però, oltre i parchi, le aree cani. Sono 34 in tutta la città, sono molto frequentate, finora erano rimaste chiuse, quindi adesso si potrà di nuovo ricominciare ad usarle. Non c'è contingentamento all'entrata per le persone, quindi non c'è un numero che può entrare o meno, non deve diventare una fila al supermercato, ma dei controlli all'interno con addetti comunali, polizia locale e molti volontari. Il comune si avvarrà dei servizi dei volontari per vigilare sul rispetto delle norme. Persone abbastanza educate, anzi direi educate, senza l'abbastanza, e abbastanza rispettosi. C'è qualcuno che non la mette ma tutto sommato si mantiene a distanza. Muniti di guanti e mascherina sono molti cittadini che hanno scelto di tornare nelle aree verdi. E invece continua a soffrire la nostra economia un po' in tutti i settori. Un esempio è quello dato dai tassisti di terra e di acqua. Siamo a Venezia. Il nostro lavoro è inesistente attualmente. Qualsiasi attività è chiusa e di conseguenza anche la nostra attività, che purtroppo sappiamo benissimo è fondata per l'80%, forse anche più, sul turismo, quindi di fatto abbiamo dovuto chiudere una grossa fetta della nostra attività. Avete già fatto una stima dei mancati introiti? Guarda, da marzo, 10-11 marzo praticamente siamo a livello zero, fermi, completamente fermi. Adesso abbiamo circa 2.000 euro fissi di spese, ok, tra mutuo della licenza, consorzio e leasing della macchina, e alla fine se guadagni 100-150 euro al mese sei bravo, questo è quanto. Ma non per piangere, perché non me ne frega niente, perché l'altro anno abbiamo lavorato bene, non ci lamentiamo, però è tutta questa situazione qua che secondo me non ha un fine, perché non sappiamo dove finirà. E noi, e tutto sommato noi qua, quando si ripartirà, partiremo per primi. Parliamo delle località tipo Jesolo, dove ho mio figlio che fa il noleggiatore, là sarà un dramma. Sono stato solo l'altro giorno per salutarlo, era 3 mesi che non lo vedevo, un bambino piccolo, e ci sono locali che hanno messo vendersi, non affittarsi, vendersi. Alberghi che conosco che non apriranno nemmeno. No, a Camia sì che no, e a me non li danno perché sono questi. Al via la fase 2 anche per quanto concerne tutta la questione del trasporto pubblico, anche se c'è da dire che si sono verificate, nonostante proprio questo avvio della fase, già delle situazioni che si possono definire a rischio. L'RSU del Comune di Venezia sul piede di guerra per la situazione che si è registrata, foto alla mano, a bordo di un autobus, in quello che dovrebbe essere l'inizio della fase 2 con precise disposizioni da rispettare nel contenimento del contagio. Questa mattina da parte di una collega che si recava a Venezia al lavoro, la stessa mi ha inviato questa foto. Come potete vedere, questa era la situazione che si è verificata questa mattina sul 24B mentre lei andava al lavoro. Come si riscontrano, le distanze di 1 metro assolutamente non ci sono, quindi questa amministrazione che tanto decanta che all'interno dei posti di lavoro farà rispettare le norme previste dal DPCM, però è assolutamente inadempiente. Bulla aggiunge che era stato chiesto un confronto con il comune per decidere come andasse affrontata questa fase, ma senza esito. Il giorno 30 di aprile noi come RSU abbiamo scritto all'amministrazione comunale perché ci convocasse ad un tavolo urgente, visto che eravamo venuti a conoscenza da parte di alcuni colleghi che per mano di alcuni direttori l'amministrazione stava programmando il rientro al lavoro da parte dei colleghi stessi. Questi colleghi, specialmente in Carbonifera e a Venezia, sono colleghi che hanno un servizio che non è un servizio essenziale o indifferibile, e pertanto noi eravamo fortemente preoccupati su questa operazione che stava attuando a nostra insaputa l'amministrazione.
Noi non abbiamo avuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione, quindi noi denunciamo questa gravissima situazione di questa amministrazione che pensa solo al fatto che chi lavora in lavoro agile non è così efficiente ed efficace come se lavorasse in ufficio. Qualche minuto di pausa, ci ritroviamo subito dopo. Eccoci in diretta Focus TG, abbiamo visto poco fa la situazione degli autobus nel veneziano affollatissimi, nel padovano, nella città nello specifico, la situazione non è tanto diversa, vediamo. Ripartenza significa anche assestamento a partire proprio dai mezzi pubblici che da lunedì 4 maggio, dopo 2 mesi, si sono ripopolati di passeggeri. Ovviamente non sono mancati momenti critici nel corso della giornata nelle fasce orarie cosiddette di punta e nelle linee storicamente più affollate. Bus Italia Veneto sta monitorando l'andamento dei flussi ed è già intervenuta con il potenziamento dei mezzi. Abbiamo avuto delle criticità su alcune linee, ad esempio cito la 11, la 13, la 3, su queste siamo intervenuti immediatamente in quanto avevamo delle persone a disposizione che sarebbero intervenute dove si presentavano particolari criticità. Già oggi quelle corse che abbiamo messo in più ieri sono diventate strutturali, oltre ad aver aggiunto altre corse sulla linea 10, sulla linea 12 e sul sostitutivo del tram, e oggi quindi diciamo che non abbiamo ricevuto segnali di particolari criticità. La giornata di lunedì 4 maggio è stata particolare. Tra i fenomeni osservati un maggiore afflusso di passeggeri nelle linee dirette all'ospedale civile dove sono riprese le visite. Nei prossimi giorni l'azienda di trasporto pubblico interverrà con aumenti di corse ad hoc. Continuiamo così, visto che l'ordinanza ci dice di fare questo, noi continuiamo a monitorare, abbiamo delle persone in deposito che sono pronte a partire con dei nuovi mezzi qualora si verificassero delle criticità e monitoriamo quotidianamente. All'interno dei mezzi quotidianamente poi c'è la sanificazione 3 volte al giorno con disinfettanti al cloro e pulizia da parte degli autisti di maniglie, pulsantiere e sedili. Abbiamo in collegamento Skype proprio la nostra Valentina Visentin che abbiamo appena sentito nel servizio relativo al trasporto pubblico. Valentina, buongiorno, benvenuta. La situazione com'è a Padova in questa fase, prima fase di riapertura un po' di tutte le attività e anche della libertà, diciamo così, data alle persone? L'avete sentito dal servizio, ieri ci sono stati alcuni momenti della giornata in cui si è registrato un affollamento di passeggeri negli autobus, ovviamente sono fasi di assestamento, di monitoraggio e Bus Italia appunto ci ha già fatto sapere che aumenteranno le corse proprio facendo un programma ad hoc, cioè vedendo dove ci sono più persone, dove c'è più necessità per aumentare di settimana in settimana le corse. Tutto sommato quella che vediamo in questi primi 2 giorni di riapertura è una Padova ordinata, la gente che si muove ovviamente munita di mascherine e talvolta anche di guanti, c'è stata la riapertura dei parchi ovviamente con delle prescrizioni perché si potrà andare al parco, sedersi sulle panchine ma non per i bambini questo i bambini non potranno utilizzare ancora al momento i giochi dei parchi. Quindi insomma è una riapertura sì, ma una riapertura piuttosto graduale della città, anche se sulle strade il traffico diciamo è riaumentato. Si nota. Si nota, i lavoratori si stanno spostando per raggiungere i luoghi di lavoro e quindi c'è stata una ripresa del traffico. Ovviamente non parliamo del traffico che c'era prima del coronavirus, ma si vede che la città sta cercando di ripartire e anche per quanto riguarda le passeggiate abbiamo visto anche un Prato della Valle maggiormente frequentato e anche le strade pedonali del centro come
come via Roma e Corso Umberto nei giorni scorsi, insomma, si stavano piano piano ripopolando. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda Padova, che nelle ultime, proprio ieri, i dati di ieri, nelle ultime 24 ore ha registrato solo 2 contagi in tutta la provincia. Oggi per la città inoltre è un'altra giornata importante, perché il sindaco di Padova questo pomeriggio, tra le altre cose, consegnerà il sigillo della città ad una figura che ormai è diventata un volto noto per tutti i veneti, ovvero quello del virologo Andrea Crisanti, che sta portando avanti insieme all'Università di Padova lo studio sulla popolazione di Vo. E in questi giorni appunto è iniziato il terzo screening sulla popolazione. Il sindaco di Padova, proprio per i meriti che Andrea Crisanti ha avuto in questa emergenza coronavirus, ha deciso di consegnargli una delle più alte onorificenze della città di Padova, una cerimonia ovviamente privata, ma che verrà condivisa dal sindaco attraverso una diretta Facebook che noi poi vi racconteremo nei telegiornali di questa serata. Ecco, appunto, citando Vo, Valentina, lo stesso presidente Zaia proprio ieri, nei giorni fa, ha elogiato i cittadini di Vo, dicendo che hanno dimostrato proprio una serietà anche proprio nel presentarsi in questo screening collettivo. In 3 giorni sono stati sottoposti a screening tutti, una cosa davvero encomiabile. Bambini, dicevo, cioè, tutte le persone con un senso civico e encomiabile sono presentati senza nessun problema e sono presentati per questo screening, quindi è una cosa che fa ben sperare questa. Infatti il governatore Zaia prevede anche un riconoscimento anche per tutti questi cittadini che ordinatamente si sono messi in coda, l'hanno fatto sì per la propria salute, ma anche per partecipare ad uno studio importante e unico al mondo sul coronavirus, che appunto potrà dare dei risultati importanti anche per la fase 2 e anche per eventuali studi sui vaccini che, come sappiamo dalle cronache nazionali, si stanno studiando nei vari laboratori d'Italia e di tutto il mondo. Questione controlli, come stanno procedendo? Perché Zaia ha detto che sarà necessario intensificarli, si dà maggiore libertà di movimento alle persone, però sarà anche necessario intensificare i controlli. E lì a Padova com'è? Ci sono alcuni controlli, forse meno delle settimane precedenti, ma sulle arterie principali in entrata e uscita della città sono presenti le pattuglie per i controlli e anche vicino ai caselli autostradali, ovviamente. Bene, allora io ringrazio intanto Valentina Visentin e poi magari se abbiamo, so che andrai in centro tu tra poco. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione del centro per vedere appunto come si sta ripopolando la città, insomma, anche perché insomma da ieri sono possibili queste visite ai parenti, ai congiunti, e quindi sono molti bambini che magari hanno rincontrato dopo 2 mesi i nonni, anche magari per una breve visita, ma sono in molti quelli che lo hanno fatto, lo parlo anche per esperienza personale. Sì, immagino. È così poi. Un saluto a distanza c'è stato, ma è stato molto emozionante. Bene, allora se magari ci sarà qualche particolare, allora ci risentiremo, ci rimetteremo in collegamento con te. Allora intanto grazie alla nostra Valentina Visentin per questo spaccato che ci ha appunto illustrato relativamente alla situazione di Padova, e inizia la fase 2, abbiamo visto diversi punti, adesso andiamo a vedere invece la situazione che interessa tutta la parte sanitaria. Oggi che inizia ufficialmente la fase 2 della gestione della pandemia di coronavirus. Anche nelle strutture dell'ULSS 6 Ugania e dello IOV di Padova inizia la fase 2 che prevede la progressiva riapertura dei servizi sanitari. Un argomento delicato, l'invito a non cantare vittoria troppo presto. Allentamento delle restrizioni, allentamento delle maglie non deve indurre a entusiasmi, a facili euforie. Dobbiamo sempre tenere presente che il virus circola, il virus è ancora presente. E di Covid c'è anche chi guarisce nonostante l'età avanzata. Nonna Bruna è una nonnetta di 95 anni di Este, verrà dimessa oggi dall'ospedale di Schiavonia, dove era stata ricoverata, pensate, dal 27 marzo.
Si dovrà convivere per mesi col virus, riaprono le vaccinazioni per adulti, per i bambini non sono mai state sospese, stop a sale d'attesa affollate, in questo periodo sono anche nati 456 bambini tra Cittadella, Campo San Piero e Schiavonia. Meglio usare quanto più possibile il dialogo via internet con le strutture sanitarie, il teleconsulto deve diventare la normalità. Poi il medico dice sì, mi faccia sapere come va, spesso bisogna andare. E invece con una videoconferenza, con un teleconsulto, si può avere la stessa valutazione senza dover avvenire nella struttura sanitaria. Ai varchi d'ingresso si deve arrivare con la mascherina già indossata, si verificano eventuali sintomi e si misura la temperatura. Nel caso in cui ci fosse temperatura più elevata o sintomi, l'utente viene rimandato a domicilio, oppure se deve esserci una prestazione sanitaria viene verificata la possibilità di procrastinarla, oppure con percorsi protetti viene comunque portato a fare la sua prestazione ambulatoriale. Entra nella fase 2 anche lo IOV, l'Istituto Oncologico, anche se l'attività è sempre stata garantita, con oltre 1000 pazienti che accedono ogni giorno, in media 800 a Padova e 200 a Castelfranco. Limitazione degli accessi, varchi presidiati, triage sul posto, niente accompagnatori, così come i controlli sugli operatori che continuano, compresi i tamponi. Da oggi è necessario che i nostri utenti accedano un quarto d'ora prima dell'orario previsto per la prestazione. Ecco, diciamo che questa mattina qualche problema l'abbiamo avuto su questa situazione, perché l'abitudine è dura a morire. Per accedere al 90% delle attività serve la prenotazione, quanto ai ricoverati, visite consentite a un solo familiare e solo in orari previsti per il minor tempo possibile, massimo 15 minuti. E quindi riparte l'attività anche all'interno degli ospedali, ma dall'associazione dei medici primari, arriva un forte appello alla collaborazione tra medici e pazienti. Giorno di riapertura e ritorno alla quasi normalità per molti reparti dell'ospedale di Padova, tra questi l'angiologia. Il suo primario è stato vicepresidente del Consiglio Comunale dal 2009 al 2014 e ricorda le principali regole di comportamento che i pazienti devono seguire per le prossime settimane. C'è necessità di essere curati, però mi raccomando di seguire tutte quelle che sono le indicazioni, quindi di non venire accompagnati quando è possibile in ospedale, di venire da soli, di avere la distanza, di non venire 2 ore prima, di venire giusto all'appuntamento. Li abbiamo un po' diminuiti, anche perché giustamente dobbiamo anche igienizzare gli ambulatori. Quanto ai medici, le misure da seguire per loro non cambiano, l'attenzione come sempre alta. Di certo è impossibile rispettare il metro di distanza, ma l'attenzione e i protocolli dell'azienda ospedaliera sono comunque molto chiari. Non è che possiamo avere il metro di distanza, abbiamo i presidi, che non è solo la mascherina chirurgica quando visitiamo, le persone si fermano, viene misurata la temperatura, c'è l'igienizzazione delle mani, poi tra un paziente e l'altro abbiamo la areazione della stanza, la sanificazione dell'ambulatorio. Di certo i buoni risultati conseguiti finora nella lotta al Covid-19 sono frutto di una buona collaborazione tra medici e direzione dell'azienda ospedaliera di Padova, che ha sempre indicato chiaramente la strada da seguire. C'è stata una collaborazione enorme da parte di tutti, da parte della grande competenza della direzione e da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei medici competenti. Per ciò che sta accadendo e sottolineando l'impegno e la passione dei medici, c'è anche l'occasione per ricordare una rivendicazione fatta dai primari padovani. Perché percepiamo uno stipendio cosiddetto di carriera di posizione che è il più basso in assoluto. Infine un appello a collaborare, medici e cittadini fianco a fianco contro il Covid-19. Molto dipende non solo da noi, ma mi raccomando, non bisogna vanificare gli sforzi fatti da tutti quanti, quindi noi facciamo il nostro lavoro, però mi raccomando i cittadini facciano anche il loro. E siamo stati anche in un altro ospedale, il San Bassiano a Bassano del Grappa, per vedere com'è stata questa prima giornata di riapertura della struttura. Il San Bassiano torna alla normalità e lo fa tramite una rigida serie di procedure.
prenotazioni telefoniche, disinfezione delle mani, fornitura di una mascherina, misurazione della temperatura e una nuova gestione degli accessi consentono all'ULSS 7 Pedemontana di poter controllare al meglio i flussi. Succede però che nel giorno della riapertura 160 persone si siano presentate al laboratorio analisi senza passare per la prenotazione telefonica online. Normalmente in laboratorio analisi la media giornaliera era dai 200-250 accessi, con punte di 300. Il fatto che comunque ci siano presentate oggi 160 persone circa senza prenotazione vuol dire che comunque un minimo di messaggio è arrivato. L'ULSS sta già limando eventuali sbavature nella gestione. Abbiamo visto che dobbiamo un po' migliorare e ottimizzare il percorso dei pazienti che devono avere la priorità, intendo i dializzati, piuttosto che le persone che entrano in carrozzina. Lì bisogna probabilmente anche migliorare la logistica e presenziare anche fuori nella coda, diciamo, un po' una presenza di una figura sanitaria. E domani, ripeto, cerchiamo di andare a migliorare quella che è la modalità, diciamo, organizzativa di accesso. La ripresa delle attività ordinarie passa anche attraverso i nuovi concorsi per il potenziamento degli organici. Con l'autorizzazione della Regione, la Direzione ha avviato le procedure di selezione di 9 direttori di unità operativa complessa. Per il San Bassiano arriverà quindi un nuovo primario di nefrologia. Sono state inoltre calendarizzate le selezioni dei nuovi direttori delle unità bassanesi di pneumologia, oncologia e radiologia. Ci separiamo per qualche minuto e poi rientriamo in diretta. Eccoci in diretta, intanto vedo che alla sede regionale della Protezione Civile ci sono gli ultimi dettagli per allestire la postazione, state vedendo, in attesa dell'arrivo alle 12:30 puntualmente del governatore Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottacin per fare il consueto punto stampa e dare tutti gli aggiornamenti relativi alle variazioni che ci sono rispetto ai contagi, rispetto a ieri. Intanto ormai è risaputo che in particolare criticità, in particolare sofferenza sono tutte quelle strutture dove sono ospitati soprattutto gli anziani. Stiamo parlando delle case di riposo che a livello regionale, a livello nazionale si trovano ad affrontare un momento di fortissima criticità, tantissime le persone che hanno perso la vita proprio all'interno delle case di riposo. Noi siamo stati, tra l'altro abbiamo ricevuto moltissime chiamate da dipendenti e da familiari di persone che si trovano ricoverate, si trovano pazienti in 2 strutture bassanesi, nelle case Isaac di Bassano del Grappa, che ci hanno raccontato situazioni davvero difficili, hanno chiesto, continuano a chiederci perché hanno timore di ripercussioni, di restare anonimi. Ma sentiamo allora cosa è emerso. Negli ultimi giorni un ospite negativo è stato per 2 giorni in camera con un ospite positivo. Solo da pochi giorni hanno condiviso entrata e uscita per operatori e infermieri, prima era tutto mescolato. Ancora oggi ci sono operatori e infermieri che lavorano su più reparti, compreso No Covid di Villa Serena e su altre strutture al di fuori. Per 10 giorni l'ambulanza entrava e usciva dall'ingresso di Villa Serena con ospiti positivi, solo dopo sono entrati da un portone secondario. Buongiorno, vorrei segnalare una situazione di grave disagio a Villa Serena. Solo da pochi giorni hanno diviso la via del pulito dallo sporco. Prima si entrava e si usciva con le immondizie dalla stessa parte. Con il nostro servizio stiamo scoperchiando un vaso di Pandora e quello che viene fuori non è nulla di buono. Queste sono solo alcune delle mail arrivate nelle ultime ore alla nostra redazione, messaggi da operatori delle strutture Isaac bassanesi e da familiari di anziani ricoverati che chiedono assolutamente di restare anonimi per paura da una parte di ritorsioni in ambito lavorativo, dall'altro sul proprio caro ricoverato nelle strutture, cosa inaccettabile. E non potrebbe essere diversamente dopo la mail di cui avevamo parlato nel nostro servizio, inviata dalla direttrice Chiara Tracanzani Dipendenti, in cui leggiamo assieme la lettera che ci è arrivata da uno degli interessati che ha deciso di dire basta. Si vieta ogni tipo di chiacchiericcio, leggiamo, che comporterebbe per il dipendente colpevole un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Roba da fare accapponare la pelle. E che fanno? Invece di documentarsi il CDA e colei che l'ha nominato, la sindaca di Bassano Elena Pavan? Clemente Peserico si perde su un discorso che parte dalla Campania, per arrivare a parlare di diffusione di notizie false e irresponsabili. La sindaca invece tace. Questa è una situazione davvero difficile che bisogna cercare assolutamente, visto anche le chiamate, le mail che stanno arrivando alla nostra redazione, di risolvere. Tra pochissimo arriverà intanto il governatore Zaia e seguiremo come sempre in diretta
assieme a voi le sue dichiarazioni. Intanto io vorrei approfittarne, mentre aspettiamo Zaia, per leggere alcuni dei vostri messaggi che ci state inviando al 340 3218 806, tantissimi messaggi, li state leggendo anche sui vostri schermi, cercherò di leggerne qualcuno. Ricordo ancora una volta, mandateci messaggi, mandateci fotografie e video, non inviateci, cioè non fateci telefonate, perché non possiamo rispondere alle chiamate, di conseguenza messaggi, video e foto. Allora cominciamo. Io abito in un paese di Verona e abito vicino alla ciclabile che passa vicino a casa mia. La ciclabile parte da Villafranca, arriva a San Giovanni Lupatoto. Verso le 17:30 vado sempre a fare un giro in bici, c'è molta gente, chi senza mascherina e chi ce l'ha abbassata. Perché i comuni non mandano i vigili in borghese a controllare? E tra l'altro questa persona dice: ho fatto presente a una persona che era senza mascherine e quasi si arriva alle mani. Un po' tra l'altro quanto ha dichiarato, ha raccontato lo stesso Zaia durante la conferenza stampa di ieri, di questa persona addirittura che è stata picchiata perché aveva detto a un altro di mettersi la mascherina, e quindi è stato aggredito, picchiato e si è dovuti ricorrere addirittura alle cure del SUEM, del 118. Un minimo di buonsenso, senso civico soprattutto, dobbiamo metterci questa mascherina, indossiamola, punto e basta, senza tante storie. Ancora, da 15 giorni sto cercando un pacco di guanti in lattice vinile, ma nei supermercati della zona Cittadella Fontaniva neanche l'ombra. Allora andremo a indagare per questa cosa. Chiedo al governatore Zaia, così attento alle problematiche inerenti al coronavirus, è possibile, questo è interessante, è possibile rendere obbligatorio nei condomini l'uso da parte dei condomini di un disinfettante in prossimità dell'accesso al condominio? Si tratta di spendere 15 euro divisi tra tutti, c'è chi non rispetta le regole e chi non è d'accordo. Il diritto di difendersi da parte di chi è responsabile e da chi non è responsabile, chi lo tutela? Ringrazio e saluto. E questa è la nostra telespettatrice che si firma Piera, si firma appunto e chiede al governatore Zaia di rendere obbligatorio proprio all'ingresso, all'accesso dei condomini questo liquido igienizzante per le mani, almeno per chi entra, per essere sicuri che chi entra almeno le mani le ha disinfettate. È arrivato, lo vediamo, il governatore Zaia, si è appena seduta la... Buongiorno, entrate. Grazie. State con la mascherina, entrate. Certo, grazie Presidente. Siccome siete pagatori di tasse, è anche a casa vostra. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una giornata intensa di attività, per cui cercherò di andare anche veloce. Un saluto a tutti i presenti e a coloro che sono in collegamento. I tamponi sono 392.000, sono quasi 9.000 tamponi in più rispetto a ieri. Quindi stiamo andando verso i 400.000 tamponi, un numero pauroso, quindi grazie a tutti gli operatori, perché dire è una roba, farlo è un'altra. I positivi sono 18.402, sono 29 in più rispetto a ieri. Devo anche dire che sono quasi nulla, oggettivamente. Considerate che noi andiamo, scusate, a fare tamponi soprattutto in condizioni dove c'è focolaio, quindi case di riposo, dei microfocolai che magari ci sono ancora in maniera residuale, quindi non sono tamponi fatti indiscriminati per degli screening ad ampio raggio, per cui sono tamponi anche mirati. I ricoverati, no scusate, forse è un altro dato che volevo darvi, eccolo qua, sì. In isolamento abbiamo 6.353 meno 426, cioè sono uscite dall'isolamento in una giornata solo 426 persone. Quindi abbiamo visto i positivi è più 29, dall'isolamento ne escono 426. I ricoverati sono 1.024, meno 32, ci avviciniamo alla rottura della soglia dei 1.000. Le terapie intensive sono 98, meno 1 rispetto al bollettino di ieri sera.
I dimessi sono 2743, più 40, sempre riferito al bollettino di ieri sera. I morti sono 1207, più 13, il totale è 1545. I nati sono 90, abbiamo ripreso, abbiamo capito che a fine settimana c'è qualche problema. Giustamente come dice l'assessore Bottacin, che è uno preciso, dice ma hanno i parti programmati. Sarà così, no? L'assessore Lanzarin alla salute ce lo conferma. Allora, 4 piccolissime informazioni, questa ve la do alla fine. Allora, scusate, abbiamo quasi 37.000 donatori, 57 milioni di euro. Ringraziamo l'agraria De Vido di Roncade, che giustamente tutti parlano di pulcini e loro sono preoccupati del cibo per i pulcini, ci hanno mandato i sacchi di mangime. Daremo da mangiare un allevamento intero e quindi speriamo che Federico li faccia nascere tutti questi pulcini. Poi vi dirò anche cosa faremo dei pulcini, ma ve lo diremo quando nascono, per scaramanzia. E inoltre volevo fare ancora 2 comunicazioni. Voi sapete che abbiamo messo all'asta l'uovo. Sì. L'uovo sono 30.000 euro e sono delle risorse che destineremo a una realtà caritatevole, come abbiamo detto, no? Abbiamo detto in quell'occasione, quello era un uovo che avevano regalato a me, ho detto lo mettiamo all'asta, ma c'è il secondo classificato nell'uovo che ha fatto una donazione, penso di una ventina di mila euro, quindi sono 50.000 euro ha reso quell'uovo, e poi c'è chi a concorso non è riuscito a portarselo a casa, che è l'associazione veneta allevatori Luca Bernardi, che però dice non avrò comprato l'uovo ma anch'io faccio il versamento, sono altri 15.000 euro, quindi quell'uovo vale più o meno 60-70.000 euro, passerà come alla storia come l'uovo più costoso della storia. Quasi un Fabergé. Ultima roba, facciamo gli auguri di buon compleanno a una bimba di 5 anni che purtroppo, di 4 anni, a Gioia Rivan, che purtroppo non potrà avere il regalo per ovvi motivi comprensibili, e le facciamo gli auguri. Compie 4 anni, bella età. E 2 considerazioni, passo la parola a voi, sono relative agli spostamenti. Abbiamo fatto un'analisi, voi sapete che le facciamo in tempo reale, sostanzialmente gli spostamenti lunedì 4 maggio, cioè ieri, sono stati di 4.800.000 spostamenti e siamo in linea, scusate, hai un bicchiere d'acqua per favore? Sì, grazie. Siamo in linea con gli spostamenti del 9 marzo, quindi pre-lockdown e pre-misure diciamo di restrizione. Questo dà una dimostrazione che praticamente rispetto, poi vediamo lo studio, rispetto alla punta più bassa, diciamo al lockdown, quello più importante che abbiamo avuto, abbiamo ieri registrato un più 61% di traffico. Se prendiamo il picco più basso di movimentazioni e lo confrontiamo con l'apertura di ieri, si va a più 61%. Del resto penso che chi gira per le strade può tranquillamente dichiarare che per noi è quasi normalità. Purtroppo dico quasi perché ci sono delle categorie ancora che soffrono. E dico anche che rispetto ai dati epidemiologici che abbiamo, noi è dal 10 di aprile che abbiamo i dati in calo. Sappiamo che bisogna mantenere sempre la guardia alta, però è pur vero che ci sono delle categorie, so che l'assessore questa mattina sono qui, e sono le signore che sono qui, il tema delle parrucchiere, della conciatura in generale, le estetiste, coloro che comunque si occupano dei servizi delle persone che ancora non hanno, e non dimentichiamo gli negozianti, cioè il mondo del commercio, ancora sono chiusi. Allora voi sapete che noi non possiamo aprirle, cioè non c'è base giuridica, se lo facessimo durerebbe come una stella cadente l'ordinanza, e credetemi, ve lo dice uno che ha dimostrato in molte occasioni di avere il coraggio di fare anche delle scelte controcorrente.
e dall'altro c'è anche da dire che si rischia di mettere nei guai le persone. Però stiamo lavorando e ragionando col governo affinché le date che si sono ipotizzate ad oggi, che sembra la data limite sembra essere oggi il 18 maggio, siano anticipate. Questo è un ragionamento che stiamo facendo. Siamo anche convinti di un fatto che potrebbe essere l'occasione, e ho visto che il Ministro Boccia ha fatto un'apertura anche rispetto a questo, di dare le competenze in maniera differenziata, no? In maniera tale che le regioni se la vedano i propri territori. Se è pur vero che noi siamo i responsabili della salute dei cittadini, la sanità è in capo alla regione, al Presidente della regione, è altrettanto vero che si desume che il Presidente della regione con un'ordinanza possa decidere se aprire o non aprire. Allora, io non ho trovato operatori, parlo delle parrucchiere, parlo di barbieri, di estetisti, non ho trovato operatori che mi dicono io voglio fare la mia attività come prima, non rompetemi le palle. Cioè, e sono i veneti che sono inventati la mascherina adesiva, tanto per citarne una. Cioè, tutti noi abbiamo la coscienza della messa in sicurezza, però siamo anche convinti del fatto che nel momento in cui l'operatore ha la sua protezione individuale, cioè la mascherina, e diciamo il cliente ha altrettanto la sua protezione individuale, la mascherina, noi siamo convinti che questo sia più che sufficiente per garantire la salute di entrambi. E ve lo dico perché lo ricordo tutti i giorni, lo ricorderò alla nausea, e dei 10.000 medici che abbiamo testato nei nostri ospedali, nei 68 ospedali del Veneto, ne viene fuori che nonostante lavorassero in prima linea, siano al fronte, il loro rapporto di lavoro fosse con malati di coronavirus, l'infezione è stata dell'1,3%. Cioè significa che se noi avessimo portato gli stessi operatori dall'acconciatore e il cliente fosse stato un coronavirus sintomatico, avremmo avuto, utilizzando dispositivi, nei parrucchieri l'1,3% di contagi. Questo dice la storia. Ma siccome i clienti dei parrucchieri non sono pazienti coronavirus sintomatici e comunque utilizzano le mascherine, io penso che si possa ridurre in maniera infinitesimale il rischio di contagio. Capite che poi qua ci vuole buonsenso in un paese che purtroppo è l'ufficio complicazioni e affari semplici. Stiamo lavorando su questo fronte. Capisco la tragedia che stanno vivendo molte di queste categorie e io spero si possa portare a casa l'obiettivo di avere le regioni delegate a decidere nei propri territori. Non è che voglio parlare ancora di autonomia, però anche questa è una forma di autonomia che potrebbe essere utile, visto e considerato che abbiamo capito che le diverse regioni hanno avuto risultati e servizi erogati per la tutela della salute diversi da regione a regione, perché ogni regione ha la sua storia sanitaria, ha le sue scelte sanitarie, per cui penso che questo sia assolutamente importante ricordarlo. Passerei la parola alle domande. Allora andiamo come sempre in un ordine da sinistra verso destra. Non restate in piedi, accomodatevi. Diamo la parola a Tosato, chi alza la mano. Buongiorno Presidente. A proposito di questa interlocuzione che c'è con il Governo, con il Ministro Boccia, potrebbe dirci qualcosa di più, nel senso che parrucchieri, barbieri, estetisti sono la categoria che... Ristoranti, bar. Ristoranti, bar. Potrebbe aggiungere qualche dettaglio circa le possibilità reali e la gamma di queste tipologie, insomma, perché credo che sia un problema molto, molto avvertito. L'interlocuzione con il governo è assolutamente, come si può dire, serena, nel senso che il governo conosce la nostra posizione, non vogliamo essere degli irresponsabili, questo è bene ricordarlo, cioè il virus c'è e bisogna fare in modo di non prenderselo sto virus. E quindi approfitto per fare l'ennesimo appello, che non vorrei che qualcuno considerasse una roba di routine, ma se non vi mettete la mascherina vi aspettiamo alle porte dell'ospedale. Se non vi mettete la mascherina, che è il dispositivo base, cioè finisce che qualcuno arriva in ospedale. Purtroppo non c'è un microchip per controllare l'utilizzo della mascherina, perché sennò avremmo anche diritto di dire non l'hai utilizzata, ti vai a curare dallo stregone che ti ha detto che non serviva utilizzarla.
Guardate, io sono andato anche ieri, adesso si arrabbieranno, sono andato anche ieri sera a fare una corsa in mezzo ai campi. Ho trovato gruppi senza mascherina. A me sono concesso che, visto il numero delle persone, non fossero conviventi, perché a parte il fatto che bisogna anche tra conviventi uscire e portare la mascherina se si va all'aperto, però uno potrebbe dire, ma sì, ma siamo in un nucleo familiare, però se incroci qualcuno non hai la protezione, però non si fa così. Allora, la posizione è chiara, è quella di pensare di avere più possibilità e quindi più discrezionalità nel decidere. Guardate, quello che abbiamo fatto noi fino ad oggi, cioè le ordinanze nelle pieghe del DPCM non sono una contrapposizione, ma sono una giusta interpretazione. Qualcuno mi dice, ma perché parli dell'abito sartoriale? Ma perché dico che il governo col DPCM ci dà un pezzo di stoffa, dopodiché ogni regione è giusto che la modelli, faccia in modo di cucirla in maniera tale che venga fuori un abito su misura. Vi faccio un esempio, la navigazione in Piemonte non è che è un problema, o in altre regioni continentali, no? Ma in Veneto, per noi navigazione, bisogna ricordare a qualcuno che significa andare a scuola col barchino a Venezia, andare a fare la spesa, andare dal medico, fare tutte quelle attività che di solito uno fa a piedi, in bicicletta, in macchina o quant'altro. Quindi ci sono dei temi, e uno dei temi è anche quello di affrontare le aperture per quelle attività che ancora sono chiuse. Guardate, io penso e spero che si possa trovare una soluzione, anche perché attendere ancora a lungo diventa difficile, fermo restando che i dati epidemiologici e l'evoluzione della malattia ci deve dare conforto, perché se cominciamo a vedere le terapie intensive che si incrementano in maniera importante, vuol dire che qualcosa non sta funzionando, e purtroppo non sarà solo chiusura per chi è chiuso, ma anche per quelli che sono già aperti. C'è questo rischio. Ecco, se posso, poi cedo la parola ai colleghi. Sempre sul fronte delle tipologie, gli albergatori delle zone termali chiedono se è possibile utilizzare le piscine per i clienti. Domanda bis, e concludo, a proposito di trasporti, qualcuno fa notare che la presenza di passeggeri in piedi sui bus aumenta di fatto il numero delle persone a bordo, che non vengono calcolate nei posti a sedere, però fanno numero. Sì, allora, negli autobus, premesso che hanno stabilito queste regole, io dico, nel momento in cui tu metti regole devi mettere col buon senso e capire che nel momento in cui le metti devono essere rispettate. Secondo me nel trasporto pubblico locale sono state messe delle regole per cui il sistema prima o poi imploderà, perché è inevitabile. Pensate alla riapertura delle scuole, tutto il paese a regime, come possiamo pensare di avere il triplo degli autobus e il doppio dei treni? Cioè, neanche se li ordini oggi te li mandano. E quindi c'è un tema proprio di materiale che non abbiamo. Per cui io avrei dato molta più importanza a dispositivi di protezione individuale, che sono quelli la vera sfida, di avere l'obbligo dell'utilizzazione del dispositivo. Peraltro negli autobus si vede. Dall'altro però vorrei dire una roba, in tutto questo contesto poi c'è il tema in generale del rispetto delle regole. Guardate che il rispetto delle regole è fondamentale, noi siamo molto preoccupati di questo, siamo molto preoccupati di questo. Anche questa mattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali delle ULSS, scusa se approfitto della tua domanda, è stata una riunione importante per dire e per spiegare, e dovremmo dirlo sempre di più ai cittadini, che la gestione dell'ospedale sarà molto diversa da quella che conoscevamo noi, a parte che ci saranno pochissimi varchi d'ingresso, a parte il fatto che bisognerà misurare la temperatura corporea, dare il braccialetto per l'ingresso, eccetera, tutte le robe che sapete, ma anche voglio già avvisarvi che si incentiverà sempre di più nel tempo la prenotazione per le analisi del sangue, per i prelievi e quant'altro, si incentiverà sempre di più la telemedicina, cioè i consulti si faranno anche con i nuovi dispositivi digitali. Sì. Abbiamo fatto la delibera stamattina come prestazione, cioè del fatto che diciamo il primo colloquio o il colloquio necessario al medico lo si può fare qua, ove è possibile, ovviamente via Skype o via Zoom con le nuove tecnologie, e dall'altro gli orari. I più adulti si ricorderanno che una volta in ospedale si andava la sera alle 7 e poi c'era la caposala che diceva visite tutti a casa.
Guarda, l'ospedale non è un luogo di happening, non è un luogo di incontro, è un luogo sacro dove dobbiamo tutelare al massimo la salute dei cittadini. Ormai abbiamo scientificamente dimostrato che alcuni focolai ci sono entrati da fuori. È brutto dirlo, ma è così. E quindi noi non possiamo mettere a repentaglio la salute dei nostri pazienti perché arriva una comitiva che deve far visita, che so, al compagno, all'amico della compagnia degli scapoli ammogliati che si è fatto un'appendicite. No, non funziona così. Anche perché in ospedale in Veneto, vi ricordo, si sta di meno che in tutte le altre parti d'Italia. Abbiamo un tasso di ospedalizzazione medio di 5 giorni. Quindi mediamente tu non ci stai più di 5 giorni. Quindi non è che uno sparisce dalla faccia della terra. Cioè, a parte i casi cronici, a parte il coronavirus, ma mediamente questa è l'ospedalizzazione. E secondo me è importante che voi cominciate a darci una mano rispetto a questo nuovo approccio, perché sarà radicale e non sarà irrispettoso, non è un fatto di dittatura, di sadismo da parte di qualcuno, ma è un fatto di messa in sicurezza di quello che sono gli ospedali. Signori, se oggi progettassimo un ospedale, diciamola fino in fondo, nessuno si metterebbe in testa di progettare un ospedale con i negozi all'interno, o no? C'è qualcuno di voi che autorizzerebbe? Però abbiamo gli ospedali progettati con i negozi all'interno e addirittura con le manifestazioni c'erano vissuti in un'altra epoca, io non sto contestando, nell'epoca nella quale non conoscevamo le epidemie, erano vissuti come dei luoghi dove comunque c'erano delle grandi hall, no? Pensate agli ospedali che abbiamo, che creavano anche un momento di aggregazione. Non è così, l'ospedale deve essere come una caserma, solo per i pazienti, visite contingentate e sicurezza estrema per la salute, a tutela di tutti, di chi c'è dentro e di chi entra da fuori. Dimmi Filippo. No, questa domanda sulle piscine termali. Ah sì, scusami, le piscine termali. Guarda, prima di tutto il turismo ancora non è autorizzato, no? Cioè il tema dell'offerta turistica non è autorizzato, anche se in linea teorica, ma sto parlando sto parlando della confusione dei DPCM, perché quando un paese sceglie di normare tutto finisce che non norma nulla, no? Parrucchieri sono un esempio, però pensiamo che l'offerta turistica oggi è bloccata, però ci sono gli alberghi aperti e se uno va in un albergo termale è inevitabile che abbia tutta serie di servizi. Io sarei per autorizzarli. Allora, visto che c'è stata posta stamattina, la verifichiamo oggi velocemente e magari diamo una risposta con una FAC, quindi una risposta, quindi è attività autorizzata e che prevede anche l'utilizzo della vasca, col distanziamento sociale e tutte le norme non ci vedo, ma partendo dal presupposto, lo dico perché ci ascoltano quelli delle piscine, partendo dal presupposto che l'albergo è autorizzato, solo per questo lo dico, però dobbiamo fare una verifica. Altro? Anna Maria Parisi, RTV Antena 3. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, due domande, rifacendomi appunto alla questione delle piscine. Ci segnalano tanti telespettatori a proposito che non capiscono praticamente in sintesi il, diciamo così, protocollo burocratico con cui applicare questa norma. Per quanto attiene alle piscine condominiali, specie di Jesolo, di Caorle, e anche dicono come possiamo ad aprile considerati i costi cui dobbiamo sostenere, cui dobbiamo far fronte per poche persone, questa è una. E poi un'altra, ci segnala un settore edile di Venezia che domani apre, però ha un problema logistico con i suoi dipendenti da Pieve di Sacco. Ha chiamato Trenitalia, che non sanno come spostarsi da lì per raggiungere la sede a Venezia, perché Trenitalia non ha treni, non ha ottenuto risposte da Trenitalia e neanche da ATVO autobus extraurbani. E chiede come può fare per questo è un guaio, perché purtroppo interessa più persone, nel senso che abbiamo avuto anche altre segnalazioni. Purtroppo stiamo pagando anche diciamo, la scelta di restringere i servizi per ovvi motivi, perché avendo il lockdown, cioè non è che c'erano mezzi. Adesso mi risulta che Trenitalia abbia in programma di rimpinguare le corse, però è un tema che affronteremo anche questo, cioè cercheremo di sollecitare. Per quanto riguarda le piscine, in generale le piscine dei centri sportivi sono autorizzate all'uso da parte di atleti che fanno agonismo ai diversi livelli, ovviamente sempre col distanziamento, rispetto di tutte le regole. Non sono aperte al pubblico
è un po' come i ristoranti, no? Qualcuno si è scandalizzato per la norma sui ristoranti, non sono aperti al pubblico, abbiamo semplicemente detto che se c'è un'impresa che riesce a fare un contratto con un punto di ristorazione a porte chiuse per dar da mangiare, che so, io so gli operai del cantiere, questo lo può fare. Per quanto riguarda le piscine condominiali, mi hai detto, Sì. lì è una scelta, intanto siamo in un luogo privato e quindi la piscina condominiale è come il parcheggio condominiale, come il giardino condominiale. L'utilizzo della vasca secondo me è possibile rispettando le regole, ovviamente relativamente ai residenti o a coloro che comunque hanno i proprietari di casa. Ecco perché sì. E che sono tutte, giustamente lui dice, l'ingegnere dice, siccome sono tutte seconde case non potrebbero essere abitate e quindi torniamo alla casella precedente. Ecco, perché sono magari comunque anche condominiali dei residenti, in quel di Padova ad esempio. Se sono residenti sì, hai risolto il problema, quindi puoi andare. Va bene, allora poi altre 2 domande ma magari le giro all'assessore Lanzarini. Sì, dopo, sì, grazie. Ciao, buongiorno. Questione voto, avete avuto altri colloqui col governo? C'è stata questa mattina, Massimo, l'audizione del presidente Totti. A questo punto abbiamo deciso di fare uno per tutti, onde evitare di fare la figura della pattuglia acrobatica, no? No, basta la voce di uno, tanto guarda, penso fra l'altro una posizione trasversale, la mia piuttosto che quella di De Luca o di Emiliano o degli altri presidenti. Sono 6 le regioni che vanno al voto, ricordiamolo. Noi restiamo convinti. Il Presidente Totti ha portato la posizione della estrema convinzione che il voto a luglio non sia una concessione ma sia un'opportunità in un paese nel quale si parla sempre di più del fatto che ci sarà un ritorno di fiamma del contagio. Considerate che l'attuale finestra prevista è a ottobre-novembre, il che vuol dire che se siamo in pieno contagio non si va più a votare. Peraltro, a differenza io sono per l'election day, vi preciso questo, a luglio per tutti, però considerate che le regioni, a differenza delle amministrazioni comunali che dovranno andare a voto anche loro, hanno qualche incombenza in più. Il tema dei bilanci, il tema della sanità, la salute è tutta gestita dalle regioni, per cui noi non possiamo trovarci in un clima elettorale con le terapie intensive, penso che sia irragionevole, per cui penso che buon senso, ma dal governo arrivano segnali incoraggianti in questi termini, sia quello di andare a votare a luglio, a mio avviso il prima possibile. Si parla di questa data del 12 luglio, penso che fatto salvo il parere della salute ovviamente è fondamentale, però il 12 luglio sia assolutamente una data affrontabile. Ma vi hanno dato risposte proprio sul 12 luglio? No, io ti dico qual è la nostra posizione. Il governo ha detto qualcosa? Il governo probabilmente punterà ad una finestra, quindi la finestra che dirà inizia dal 12 luglio al 25 di dicembre. Questo è già un cambio, se non sbaglio, rispetto a 2 settimane fa. Al momento non c'è il cambio perché c'è il decreto col vecchio testo, però nulla vieta che in fase di conversione il governo decida di far presentare al relatore o presenti direttamente al governo un subemendamento, definiamolo così, per modificare il testo originario. Ha avvertito questa disponibilità? Io penso che si avverte e soprattutto penso che vada nell'ottica del buonsenso, della leale collaborazione tra le istituzioni. Cioè non è che le regioni possono farsi dare i compiti per casa, cioè, le regioni hanno dei loro statuti, possono fare le elezioni. Vi ricordo che le regioni hanno un'elezione diretta del presidente e di tutti i consiglieri, cioè si deve scrivere il nome sulla scheda. Cioè, a parte del presidente che dobbiamo metterci la croce sopra, però in senso positivo. Dipende, vabbè, non faccio battute, evito di far battute, però sì, si sceglie la persona, no? Sia nel presidente che dei consiglieri. C'è qualcuno che sta proponendo, però io non sottoscrivo questa proposta, di eliminare le preferenze, e direi che sarebbe un insulto alla democrazia. Cioè noi cittadini amiamo eleggere anche i nostri rappresentanti, no? E vogliamo metterle le preferenze, non toglierle. Emiliano, sei Massimo Fini. Presidente, buongiorno, torno sugli allenamenti se posso, porti pazienza. Sì. Il mondo dei Sapete cosa mi scrivono i cittadini di voi? Che fate sempre le stesse domande. Capisco. Ve l'hanno già detto anche a voi? Bene, allora cercate di non farle.
c'è un po' di caos legato appunto agli allenamenti aperti alle piccole squadre di calcio, cioè quello che non si capisce è come si debbano svolgere, nel senso si possono ritrovare riunite le squadre ma sul campo da calcio allenarsi a 2-3 metri di distanza ma tutta la squadra insieme, o devono essere cadenzati? Se c'è distanziamento sociale, sì. Quindi tutta la squadra si può ritrovare in campo e allenarsi con il guarda, io ho distanziamento. fatto calcio, sono un disastro, però Esatto. ho fatto il pulcino, no? Mi ricordo, è stata una stagione tragica, cioè è durata qualche mese. Però mi ricordo, ci mettevano sparsi, non c'era virus e ognuno palleggiava per i fatti suoi, cioè ad esempio questa è una delle attività, oppure gli scatti, il tiro in porta, il dribbling con le palline. Ognuno si va a fare la doccia a casa propria e ciao. No. Senta, io le Oppure chiedo... vanno dentro uno alla volta e si fanno la doccia. Cioè, adesso c'è un buon senso, ragazzi, non arriva il detective a fare le indagini. Senta, io le chiedo anche un chiarimento sull'annullamento dell'ordinanza di domenica, insomma del 3 maggio rispetto a quella di ieri. È una segnalazione, nel senso, sa che io mi sono fatto un po' portavoce per il mondo dei fiori e dei fioristi e tutto. Le dico, è sorto un disastro, non c'era la parola fioristi, è sorto uno scontro, forse anche mi verrebbe dire politico, sgambetti vari, nel senso non c'è scritto, Zaia non lo ha scritto e quindi chiudiamo. Quindi adesso la partita è chiarita, ok? Ma non è stata revocata per questo, No, beh, certo, però... Noi non abbiamo revocato ordinanza, certo. Ho detto facciamone una sola, cioè perché due, ieri ne dovevamo fare una, ad esempio con alcuni aspetti, in aggiunta. Abbiamo ricopiato la prima e aggiunto gli aspetti in una ordinanza sola per evitare che i cittadini abbiano due ordinanze da leggere. No, il problema è che una parola che un giorno è scritta, poi scompare... Guarda, vi svelo anch'io, il mistero ve lo svelo io, rimandava all'ordinanza che avevamo, per cui c'è stata la malinterpretazione da una parte di chi nostra nello stilare, dall'altra di chi la leggeva, e sono l'unico in Italia che fa l'ordinanza con i titoli e con i capitoli, nel senso che uno si va a scegliere il punto che gli interessa, più di così non so cosa farci, però è risolto il problema. Domenica i fioristi, le fiorerie possono aprire visto che è la festa della mamma? Sì. Sì, non è vietato, Perfetto. Possono aprire tutte le domeniche. No, rimangono sempre, vede, gliele faccio queste domande. Ma i fioristi sanno che non è vietato. Perfetto. Non c'è nessun divieto. Se arrivo alla domanda è perché sono solo i supermercati chiusi la domenica e le ferramente, tutto il giro del brico, di queste robe qui. Grazie Presidente. Antonella Prigioni, poi passo alle domande dei giornali. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Alla luce della riorganizzazione degli accessi agli ospedali, come si colloca la presenza dei familiari che fanno assistenza, che spesso insomma sono anche invitati a farla per seguire? Cioè può andare un assistente, certo. Quindi quella rimane come... Ma guardate, il problema non è chi fa l'assistenza o le attività che vanno fatte, il problema è spesso, diciamo... Sì, ma con questa scusa spesso c'è un flusso anche di varie persone, ecco. Guardate, a Conegliano, per dire, c'è stata una persona che dormiva sotto il banco della reception dell'ospedale. Troveremo un'altra soluzione per i meno abbienti, per coloro in difficoltà, ma non è che l'ospedale non deve essere vissuto così. E ve lo dico perché non funziona così. Non è la stazione dei treni. E purtroppo colpa di tutti, cioè, abbiamo abbassato tanto la guardia in questi ultimi 20 anni, per cui l'ospedale è diventato una roba normale, vado a fare la spesa, dopo passo in ospedale. Cioè, non è così. Perché in ospedale devi mettere la mascherina, i guanti, l'igienizzazione, ti misuriamo la febbre, insomma è una roba seria, non possiamo mettere a rischio i pazienti. Vado con le agenzie e i giornali. Antonella Benanzato, Asken News. La prima domanda sulle elezioni la considero assolta Antonella perché ha già risposto. Le voci che la vorrebbero a Roma sono solo voci o c'è qualche progetto concreto? Ma tutte le elezioni mi vogliono da qualche parte, ma resto in Veneto, ovvio. Ma guardate, Sallustio, devo fare la citazione del giorno, adesso mi è venuto il mio. Sallustio diceva che non era Cleonte da Gela, Sallustio diceva che il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia. Quindi piantatela questa storia, cioè piantatela questa storia perché
ci crea solo problemi, perché noi dobbiamo governare questa regione che ha un sacco di complicazioni, è una regione complessa e non abbiamo tempo da perdere in distrazioni. Piero Erle, Giornale di Vicenza, domanda tecnica di quei ragazzi che lei ha citato più volte, che sono all'estero e non riescono a rientrare. Un gruppo di studenti vicentini in Erasmus a Parigi stanno cercando di tornare a casa, adesso avrebbero trovato un volo per Roma, ma si domandano, da lì possono poi tornare in Veneto? Sì. Se ha residenza qui? Assolutamente sì. Ma anche da Bruxelles stanno rientrando un sacco di giovani e vanno su Roma purtroppo. Io spero che voi giornalisti rivediate anche un po' la grande enfasi che avete fatto sulla fuga dei cervelli in tutti questi anni, no? L'esperienza all'estero è doverosa, magari l'avessimo potuta fare anche noi, no? Quando eravamo neolaureati o neodiplomati o da giovani. Noi facevamo un'esperienza all'estero che era cambiare provincia, funzionava così. Però è giusto anche valorizzare la qualità che c'è all'estero, ma c'è anche qui. Non può passare il concetto che chi resta qui è un fannullone, chi va all'estero ha capito tutto, e viceversa. C'è qualità che esce, ma c'è qualità anche che resta, perché sennò questo paese non cresce più. Facciamo una figura di paesi terzomondiali che sembra che tutto quello che è fuori dai confini è bello, però adesso tutti vogliono tornare a casa per farsi curare, si scoprono molte situazioni familiari che qualche genitore pensava di avere figli piazzati alla grande in giro per il mondo e poi magari si accorge che lavavano i piatti e sbarcavano a lunario con piccoli lavoretti, insomma, guardate, noi abbiamo storie di tutti i tipi, quindi cerchiamo di riportare al centro la discussione in maniera pulita, anche sul tema dell'emigrazione. Angela Pederiva, Il Gazzettino, prima domanda, come valuta gli scenari di rischio disegnati dagli studi internazionali che ipotizzano un'impennata di casi se non saranno seguite le regole su distanze e dispositivi? Ma che hanno ragione, è inevitabile. Se ci fosse la giornata del bacio in Veneto, state tranquilli, dopo 10 giorni abbiamo gli ospedali con un'impennata di ricoveri. Cosa volete che vi dica? Funziona così, cioè a me preoccupa, a noi preoccupa, ne parliamo tutte le mattine, che ci sia qualcuno che sia convinto che è finita, e purtroppo dal punto di vista anche, come si può dire, scenico, vedi traffico in strada, non vedi più quelle situazioni di desolazione quasi inquietanti, angoscianti dello spopolamento, vedi comunque belle giornate, c'è inevitabile che un po' le difese si abbassino, no? Seconda domanda, Angela mi scuserà, ma sulle elezioni per l'appunto abbiamo già detto. Domanda 3, cosa pensa dell'appello del professor Crisanti, del professor Ricolfi, di altri 150 cattedratici e uomini di Ateneo per tamponi di massa, magari finanziati dagli industriali? Ma guardate, è come chiedere a uno, ma vuoi bene alla mamma? Sì, alla mamma vuoi bene, senza offendere nessuno, c'è qualcuno contrario di voi ai tamponi di massa? No. I tamponi di massa hanno un problema, che non è solo quello del costo, che bisogna farli. Io vedo che la nostra macchina, lo sa il professor Crisanti, può arrivare, sì, possiamo pensare alle guerre stellari, ma poi fare 5 milioni di tamponi, vogliamo dire che ci mettiamo quanto? Prendiamo il Veneto, quanto ci mettiamo? Facciamo 100.000 al giorno? Ci mettiamo 50 giorni a farli tutti. Dopo 50 giorni può esserci uno scenario epidemiologico diverso da quello che abbiamo registrato. Io non sono il contrario, dico bene, bisogna avere una capacità di farli quotidiana, se no finisce che facciamo l'istantanea, come il fotografo fa un'istantanea e poi dopo un istante l'istantanea è già superata. C'è questo limite, però, ok, varrebbe la pena anche di spiegare, se si firmano questi appelli, più che altro per non far credere ai cittadini che ci sono quelli che hanno capito tutto e quelli che non fanno niente, di spiegare anche operativamente come si fa a fare 5 milioni di tamponi in Veneto in maniera agile, veloce e con che tempistica, lo dico, ma lo dico non come polemica, il professor Crisanti l'ho sentito anche ieri, non sapevo neanche del documento, ma perché è giusto dare la giusta informazione ai cittadini. Quindi il mio appello è, quando si firmano questo tipo di appelli, bisogna dare anche la risposta a come poi diventare operativi. Guardate, noi facciamo 10-11 mila tamponi al giorno, non ci riusciamo a pieno, ma vedo le difficoltà, ci vogliono operatori, ci vogliono
trasporti, ci vogliono strutture e poi ci vuole tutta una macchina che va a processare i tamponi. Il professor Crisanti riesce a farne con la sua macchina che ha un potenziale di 9.000, ne fa 7.000. E neanche la macchina che ha dichiarato 9.000 riesce a farli tutti. Questa è la verità. E noi per fare i nostri 11.000, 12.000 quando va bene, abbiamo messo in rete tutte le microbiologie del Veneto, abbiamo portato più personale, ci facciamo i tamponi in casa, i reagenti e ancora siamo lì che dobbiamo spingere per arrivare ai famosi 20.000 e i 30.000 del piano e i 50.000 se arrivano le nuove macchine. Giorgio Malavasi, gente veneta, 3 domande veloci. La Svizzera senza lockdown ha avuto un numero di morti inferiore al nostro in rapporto alla popolazione. Cosa pensa del modello svedese che oggi l'OMS indica come modello per la fase 2? Modello? Per la fase 2. Svedese? Sì. A me risulta che in Svezia a una certa età non ti presenti neanche in ospedale, verificatelo, se quello è un modello che deve essere di riferimento mi compiaccio. No, guardate, verificatelo, mi ricordo di aver letto nella stampa straniera, non ricordo dove, che hanno le fasce di età oltre le quali non c'è il ricovero, verificatelo. A voi risulta che in Veneto abbiamo applicato questi modelli? Abbiamo dimesso dalle terapie intensive ultra novantenni. Io mi chiedo se avessero avuto la sfiga di essere nati in un altro paese, cioè non sarebbero mai stati dimessi, ma neanche mai presi in carico. I 300, dice l'assessore Lanzarin, provenienti dalle case di riposo, che noi stiamo curando nei nostri ospedali e non sono dei ragazzi. Seconda domanda, quando potranno ripartire gli stage nelle aziende? In teoria per noi subito. C'è questo problema degli stage, perché si dice riapre l'attività, ma c'è una norma in un DPCM, non so quale, ormai mi sono perso, che dice che sono bloccati i tirocini, gli stage. E dice stride, no? Perché quindi noi stiamo anche approfondendo questo aspetto qui. Ultima domanda, aggiornamenti sul piano per riaprire i nidi materne in aiuto alle mamme. Dopo lascio la parola all'assessore Lanzarin. Risponde più tardi l'assessore. Scusate. La Nicolussi Moro, arrivo subito, scusate ma devo fare ordine perché ce ne sono una marea. Nicolussi, permettanate, ecco qua. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, continuano ad arrivare segnalazioni da pazienti affetti da lupus. L'ultima arriva da una trevigiana, rimasti senza farmaci perché utilizzati per la cura del Covid come la clorochina. Cosa si può fare per loro? Lupus eritematoso. Sì, me ne ha anche parlato oggettivamente. Fra l'altro mi ha parlato anche di una paziente che è in Svizzera, è una nostra cittadina. E ci dobbiamo attrezzare e capire come fare in modo che non ci sia, ma peraltro ne possiamo anche parlare con il dottor Mantoan perché il problema è un problema nazionale, quindi con AIFA questo deve essere un problema da risolvere. Una domanda a cui lei ha parzialmente già risposto, per la possibile apertura anticipata di bar, parrucchieri ed estetisti, lei sta ragionando quindi sulla data del 18 maggio? No, io dico che a noi sembra che il DPCM, come si dice, finisce la sua efficacia il 18 maggio, per questo motivo sarà una data limite, però è pur vero che se riusciamo a negoziare una sorta di forma di discrezionalità, di autonomia più che di discrezionalità territoriale, noi siamo disposti ad affrontare prima tutto questo tema ed è il tema sul quale stiamo lavorando. Sempre l'ultima domanda da Nicolussi, un aggiornamento sulle case di riposo. Facciamo con l'assessore Lanzarin. So che poi dobbiamo preparare per domani, no? Io ho una videoconferenza, posso andare? Basta ragazzi? Non è ancora finita. No, c'era ancora Mirko Barbieri, giornalista di Verona, chiede la visita ai fidanzati, siamo sempre sui fidanzati, la visita ai fidanzati può ritenersi valida anche per i ragazzi di 16-17 anni, quindi minori, anche se non è possibile stabilire la vera stabilità di rapporto? Se dico io una roba così mi licenziano. Decidono i genitori.
Direbbero subito, ma l'amore non ha età, prima roba. E qui rispondo così, l'amore non ha età. Le domande di Telenuovo, poi andiamo a chiudere, poi c'è il collega Basso e abbiamo chiuso. Martina Moscato di Telenuovo, per chi ha la barca, valgono all'interno della barca le stesse regole dell'automobile, cioè si può viaggiare insieme solo se si è familiari o se si ha le mascherine? Yes. Fermo restando che bisogna giustificare perché tu hai delle persone in barca e siccome i motivi per spostarsi non sono quelli di andare in giro a spasso, la vedo dura di avere estranei. Lei ha dato il via all'attività sportiva anche agonistica, purché individuale in centri sportivi sanificati. Anche il calcio veneto, ma lei ha già risposto, può ripartire a queste condizioni? Assolutamente sì. Almeno con gli allenamenti per non partire da zero. Chiudo col collega Domenico Basso, che pone questa domanda: se oggi il governo dicesse che la regione può decidere sulle aperture e anche per le spiagge, lei che tipo di provvedimenti prenderebbe soprattutto per l'accesso agli stabilimenti? Messa in sicurezza minimale si apre. Io ho chiuso, adesso andiamo da destra verso sinistra perché qualcuno mi contesta l'orientamento di sala. Qualcuna domanda ancora? Io? Fernando e poi Presidente, mi arrivano da parenti di persone in RSA, in strutture per anziani. Si pensa, siccome vivono anche la solitudine oltre che chi è ammalato, eccetera, si pensa ad una possibile... Sì. Considerate che è un provvedimento che abbiamo adottato per mettere in sicurezza le strutture. Se voi pensate che nelle strutture RSA, che ricordo per il 75% non hanno avuto contagi, perché questa è la dimostrazione che poi... Quindi sarà ogni singola casa di riposo che deciderà se e quando aprire? Dobbiamo stabilire delle regole. La data, avete idea di quando... Guarda, l'assessore Lanzarini ci sta lavorando, io penso a breve, ma guarda, di questo ne abbiamo parlato anche ieri, fra l'altro. È uno dei temi. Immagino che ci sono parenti che non si vedono fisicamente da più di un paio di mesi, però lo abbiamo fatto coscienti del fatto che sennò diventava... Già ci sono stati guai. Pensate. Quindi preparate un protocollo per gli ingressi, temperatura, per le immagino. Sì. Ok, grazie. Prego. Filippo Cosato, poi passiamo all'assessore Lanzarini. Sì. A proposito delle domande che si ripetono, oggi il Financial Times scrive in prima pagina che Luca Zaia è l'astro nascente della politica italiana. Lo scrive lui, è responsabilità sua. E poi fa notare un dato, questo è un dato oggettivo, dice che mentre il consenso del governatore del Veneto sale, quello del leader della Lega scende. Ne avete a sufficienza per scriverlo, servono dichiarazioni mie. No, voglio dire, è un dato oggettivo. La vostra, e poi io cito un giornale che non è proprio l'ultimo giornale d'Europa, ma neanche e sottolinea il fatto che questo offuscamento del ruolo di Salvini da parte di Zaia potrebbe creare delle turbolenze nella Lega. No, guarda, ve l'ho già detto ieri. Intanto stiamo parlando di sondaggi fatti in un momento particolare della storia di questo paese, che è quello del coronavirus. Guarda, uno dice, ma perché parli contro i tuoi risultati? Perché non me ne frega niente oggettivamente, perché bisogna essere obiettivi quando si lavora e l'obiettività ci porta a dire che se guardate la classifica, guarda caso, in testa alla classifica ci sono tutti coloro che si sono occupati di coronavirus, punto. Da Conte in giù. Ci sono tutti, diciamo, coloro che sono stati in prima linea. La politica ha un suo corso che è diverso dal coronavirus, la politica dibatterà delle sue robe, io non sono minimamente interessato e ve lo dicevo anche in passato, lasciatemi fuori da ste manfrine che non me ne frega, cioè delle quali non me ne frega niente. Ma oggi posso anche permettermi di dirlo perché ve lo dico da anni o no? Basta, no? Poi Sallustio lo diceva, no? Il sentimento che viene dopo la gloria è l'invidia, quindi mi crea solo guai. Esiste, no? Sì, non l'ho letta sulle parole crociate, tranquilli. Se andava anche contro Arno, pensa a te. No, perché chiedeva se fosse Sallustio
Sallustio. No, non ho detto Sallustio, ho detto Sallustio. Stavo parlando di questo. Sentite cosa di aver studiato, E tu hai fatto storia? No, ma parlavo di congiura. Ma tu hai fatto storia? Sì. Io direi che possiamo lasciare libero il Presidente. Grazie. E lasciamo la parola all'assessore. Grazie mille, lascio l'assessore. Buongiorno e buon lavoro. Buongiorno. Grazie, altrettanto. Assessore, qui pongono appunto due temi, il collega Malavasi e la collega Nicolussi e l'ANSA, cioè in realtà tutti e tre chiedono da un lato un aggiornamento sulla situazione nei casi di riposo, l'ANSA in particolare se abbiamo dei dati su come stanno funzionando le USCA. So che tu avevi in animo domani di presentare dei dati. Sì, allora io direi i dati li diamo domani rispetto alle case di riposo con la tabellina insomma, che voi conoscete in cui vedete perché domani dovrebbero essere conclusi tutto il giro di tamponi. Sapete che nell'ultimo dato che avevamo dato, lo screening è stato fatto su tutti, però c'era un mix tra tamponi e test rapidi. Con il dato di domani abbiamo la conclusione di tutti i tamponi, quindi anche in alcuni casi ripetuti. I numeri mi sembra che si attestano le percentuali su sempre le stesse percentuali tra ospiti e operatori. Io incontrerò anche, ho una videoconferenza oggi con URIPA e UNEBA, le due associazioni appunto che raggruppano un po' tutte le strutture per anziani, per anche un po' fare il punto sulla situazione, capire un po' le problematiche e quant'altro e anche per iniziare a trattare alcuni argomenti rispetto al futuro, perché è chiaro che se adesso stiamo affrontando l'emergenza sappiamo che è un'emergenza che durerà e quindi c'è bisogno di iniziare un percorso insomma con tutte le strutture. Per quanto riguarda la domanda di prima, ossia quella delle visite, ci stiamo ragionando perché siamo consapevoli che ci sono problemi anche sociali, umani, insomma ci sono persone che anche in un momento in cui purtroppo sappiamo gli operatori, alcuni sono positivi, quindi ci sono anche meno positivi, avere anche il familiare che va a trovare o ad assistere anche per alcune ore del giorno, insomma persone che sennò rischiano di rimanere sole nel proprio letto, insomma, quindi anche da un punto di vista proprio dico morale e umano è chiaro che il rischio è ancora alto, quindi stiamo cercando di capire rispetto a protocolli cosa possiamo fare, fino a quanto possiamo spingerci, sempre dicendo che come si diceva per gli ospedali, le RSA sono uguali, quindi l'attenzione deve essere massima e tutte le precauzioni che noi dobbiamo utilizzare, che stiamo utilizzando per gli ospedali, quindi le raccomandazioni, valgono ancora di più per queste strutture dove i soggetti sono soggetti molto deboli. Posso fare una domanda? Sì, assessore, buongiorno. Volevo chiedere a tal proposito, questa mattina ci ha chiamato in lacrime la figlia di una signora che è ricoverata in una nota e grande, la più grande RSA di Padova, dicendo che vede la mamma di 97 anni e non la sente dal 22 di febbraio. E in questa RSA giustamente ci sono tutte le dovute chiusure per bloccare insomma, il virus all'interno, però dice c'è tanta gente, ci sono tanti anziani che si stanno facendo morire di abulia perché sono proprio persone che non mangiano più perché non vedono i loro familiari. Quindi... No, le dicevo anche io tantissime di segnalazioni di questo tipo, quindi che sono segnalazioni che hanno anche un pathos umano molto forte. È chiaro che noi allora siamo intervenuti a un momento di estrema emergenza, tuttora è un momento di emergenza perché i dati che vedete che anche con le crescite che ci sono, i decessi eccetera, sono, non dico esclusivamente, ma sono ancora molto legati all'andamento delle RSA, perché lo sappiamo, insomma, quelle sono i focolai più sensibili e sicuramente quelli che abbiamo imparato a conoscere in questa emergenza e quindi dovremmo imparare a conoscere e a trattare anche per il futuro. Questo però è un problema, nel senso il non permettere l'accesso. Noi l'abbiamo chiuso con una circolare a metà di marzo, alcune strutture l'avevano chiuso ancora prima, oggi c'è appunto una discussione, un ragionamento per cercare con le cautele nei casi più diciamo anche persone che stanno male, oppure pensiamo che in alcune RSA ci sono all'interno anche gli hospice, quindi persone in fine vita eccetera, permettere, lo trovo giusto e corretto, però dobbiamo sicuramente far
passare il messaggio che deve venire la tutela però della salute e quindi la massima sicurezza. E poi arrivano tantissime chiamate in merito alla ripresa delle attività ospedaliere, no? E ci dicono che ovviamente si sa i centralini sono intasatissimi, però c'è una signora nello specifico che col codice 048 ci chiede come può fare a spostare una visita visto che ha un esame da fare. Il medico di medicina generale le ha detto assolutamente di non recarsi in ospedale, non riesce a raggiungere la struttura. Allora noi stamattina abbiamo fatto, come diceva il Presidente, la solita riunione con i direttori generali, soprattutto concentrandoci sulle aperture, visto che ieri c'è stata la riapertura delle attività. Abbiamo visto e sentito che i CUP sono stati presi d'assalto ieri, quindi c'è stato veramente sia fisicamente ma anche con telefonate, quindi abbiamo già dato istruzioni di potenziare questi servizi e di far sì insomma che ci sia una risposta più immediata possibile, perché è chiaro che le persone adesso che sanno che c'è la riapertura, la riprogrammazione o si recano o telefonano, ma quindi c'è un problema anche di congestione, sì, esatto. E quindi abbiamo fatto il focus proprio su questo insomma stamattina. Grazie. Proprio questo, effettivamente, proprio per aver provato, ci sono purtroppo ritardi, slittamenti, ma vedo che sapete già. Le due situazioni che sono state evidenziate sono state queste e quelle di punti prelievi, nel senso che non gli accessi ante Covid, emergenza, ma sui punti prelievo degli ospedali c'è stata una ressa di persone, sono molto importante, quindi anche lì dovremmo cercare di dare quelle linee, potenziare gli organici e su questo abbiamo dato mandato alle USL di fare richiesta di potenziamento organici se necessario, proprio per venire incontro a queste situazioni. Io a Filippo, poi chiudiamo. La delibera che autorizza i colloqui da remoto tra pazienti e medico. Ci dice qualcosa di più? Sì, al limite dopo facciamo anche con Carlo un comunicato, qualcosa di più specifico. E allora non era previsto prima tra le prestazioni e quindi i codici inseriti per la specialistica e per la varia specialistica. Abbiamo visto con questa emergenza che in molte strutture hanno iniziato a fare questa pratica, lo IOV, ricordo, rispetto appunto delle visite di controllo, dei follow up, ma anche l'azienda ospedaliera di Padova mi dicono, e quindi abbiamo cercato di individuarla come prestazione dando anche un codice e quindi entra nel nomenclatore regionale, insomma, per capirci. Un'ultima domanda della collega Nicolussi Moro. Ha i dati di quanti prestazioni arretrate ci siano da programmare? E poi colleghi chiudiamo qua per oggi, grazie. Grazie dottor Parmigiani. Mi dicevano che c'erano, stavo cercando di vedere, avevo così un dato approssimativo che erano escluso il laboratorio, sono ferme 800.000 prestazioni, di cui 200.000 di radiologia. Quindi escluso laboratorio 800.000 prestazioni, di cui 200.000 di radiologia per marzo, per aprile siamo a circa 1 milione. Per aprile 1 milione. Grazie, arrivederci. 1 più 800, 1 milione e 800 in tutto? Sì. Vi ricordiamo che le prestazioni urgenti, ossia quelle 24 ore e 10 giorni, venivano garantite, quindi stiamo parlando delle prestazioni a 30 o a 60 giorni. Buon arrivederci, grazie. Si è appena conclusa la conferenza stampa alla sede della Protezione Civile, sede regionale della Protezione Civile. Io ne approfitterei per rivedere assieme a voi la tabella divulgata da Azienda Zero, in cui si capiscono un po' le variazioni e gli aumenti dei casi positivi nello specifico. 24 nuovi casi rispetto alle 5 di ieri pomeriggio, e siamo arrivati a un totale casi con tampone positivo 18.402. Nello specifico
Casi attualmente positivi sono 7.116, deceduti in ospedale e in strutture extra ospedaliere 1.545, i negativizzati sono 9.741, mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare, questo è il dato riferito alle 8 di ieri sera del 4 di maggio, sono 6.353. Andiamo a vedere invece com'è la situazione per i ricoverati sia in area non critica che nella terapia intensiva, e le buone notizie sono questi due segni meno che vedete, sia davanti ai pazienti che sono usciti dall'area non critica 17, quindi meno 17 pazienti ricoverati in area non critica, un totale di 926, e invece meno 3 pazienti dalla terapia intensiva, 3 persone che sono uscite dall'area decisamente critica, quindi siamo arrivati a quota 98, siamo arrivati al di sotto delle 100 unità. 5 i decessi, le persone che hanno perso la vita nella notte, per un totale di 1.207 persone decedute dal 21 febbraio ad oggi. Durante la conferenza stampa si è toccato, tra i tanti temi, anche quello di estetiste, parrucchiere e quant'altro. Allora, parte proprio da Montagnana un'idea, siamo nel Padovano, un'idea che vede come protagoniste proprio le parrucchiere, le acconciatrici, ma vediamo. I believe that your life depends on you, but the end always comes and there's nothing to do. I believe in a lot, but not without a strength, and the end always comes and there's nothing to it. Insomma, abbiamo visto le parrucchiere che stavano acconciando i capelli a clienti immaginari, sperando davvero di poter tornare il più presto possibile a lavorare, assolutamente in sicurezza comunque. Tanti messaggi che arrivano da voi bambine e da voi bambini, ci state inviando i vostri lavori per lanciare proprio un pensiero tutto dedicato all'ottimismo e alla solidarietà. Nessun dorma, Senz'altro avete riconosciuto l'aria, stiamo parlando del ben noto Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, eseguita dalla piccola Emma di 3 anni, con la speranza che tra poco la luce splenderà di nuovo per tutti noi, perché, come continuate a dirci, care bambine e cari bambini, andrà tutto bene. Ce lo ripete Sofia di Marostica, che ne approfitta per salutare i compagni della seconda A dell'Istituto Comprensivo della Città degli Scacchi. Mentre Giorgia si ritrae in compagnia del nonno, assieme al quale riusciranno a sconfiggere il coronavirus con le bolle di sapone che intrappoleranno il Covid e lo annienteranno. Sarebbe una gran cosa se potesse accadere. Questo è il lavoro di Alvise, 6 anni, di Bassano. Ecco Zoe che recita una preghierina in videoconferenza assieme alla sua maestra della scuola elementare San Giuseppe di Bassano prima di iniziare le lezioni. Ma prima di lasciare spazio nuovamente alla voce di Emma, vi ricordo di continuare a mandare i vostri lavori, ma lanciamo un messaggio anche alle nonne e ai nonni, perché anche voi potete inviarci messaggi di speranza e ottimismo in questi giorni difficili, da affiancare agli operati dei vostri nipotini. E adesso sentiamo questo canto di vittoria. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Senz'altro questa bambina avrà un futuro come cantante lirica quando sarà grande. E io vi ricordo prima dei saluti alle 15:30 l'appuntamento con lo spazio dedicato ai più piccoli e poi via con la ginnastica dolce, zumba, pilates e tai chi. Alle 17:20 il Santo Rosario e come sempre alle 18 l'appuntamento è da Padova, dalla Basilica del Santo, con la messa in diretta. Io mi fermo qui e vi lascio la replica della conferenza stampa del Presidente Zaia per chi non fosse riuscito a seguirla in diretta. Grazie a tutti voi, un buon pomeriggio.